alcune località del Veneto. Ricorre un momento, perché la bellezza questa sera, oltre alla musica, oltre a tantissime altre componenti che illuminano e che danno lei, sarà lei a farsi valere, sarà lei adesso con il suo sorriso a cercare di conquistare la nostra agguerrita giuria. Eccola che sta arrivando. Dov'è? Dove sta? Eccola a sottolineare. E questa sera queste ragazze sono con noi per acquisire il titolo di Miss Carnevale Veneto, un titolo la dobbiamo presentare? E beh, ma non mandatevela fuori. Atto, fermi qua, fermi qua. E beh, insomma, ragazzi, guardate, una bellezza esotica. Siete, no, c'è anche la giuria, quindi. Come ti chiami? Chiara Tito. Chiara Tito, di dove sei? Di Pordenone. Aspetta, abbiamo anche il Friuli, esageriamo stasera, dai l'applauso, il Veneto è terra di... L'applauso adesso è tutto per Roberta. Vorrei, amici del pubblico, vorrei anche ricordarvi che con Miss Solda numero 7 e sono convinto che i vostri sguardi certamente verranno catturati dalla di lei presenza. Come ti chiami? Deve apprezzare la bellezza, voi che sapete apprezzare il buon cibo, voi che sapete apprezzare ciò. E adesso la numero, quella là, vi rendete conto, guarda, a sottolineare appunto il luogo di provenienza, e credo che non sia niente, guardate che belle, guardatele, guarda, sembra una cosa preparata. L'applauso, facciamo l'applauso, eccola qua. Numero 12, 11, e beh, insomma, con tutte queste bellezze, insomma, è comprensibile che poi ci sia qualche l'applauso, ci vuole. Signore e signori, facciamo 13 e non se ne... questo rosso scarlatto, prego, numero 13. Non occorre il nome, il numero 12, numero 12. Buonasera, guarda che bella il tavolo, buonasera. Signore e signori, chiude la sfilata la numero 13. Un grandissimo ringraziamento anche a Giuliano Tiepolato, merita di essere considerato. Pensate che magari una di queste ragazze con il titolo di Miss Carnevale Veneto potente, ha 22 anni ed è di Montagnana, provincia di Padova. Si aspetta da voi grandi applausi, grandi consensi. Che voi certamente ma adesso su questa passerella non deve assolutamente mancare gli applausi del pubblico, che certamente saprà gradire la presenza di tutte queste ragazze che sono con noi questa sera per contendersi e per ottenere il titolo di Miss Carnevale Veneto. Signore e signori, da Chioggia e Riva
quanto riguarda la fase conclusiva che vedrà questa sera trionfare Miss Carnevale Veneto per Miss Antenna 3 e quindi per Miss Mondo Italia. Signore e signori, la Friulana che Friulana. Noto che il pubblico guarda, indugia, si sofferma e mi pare giusto perché sono momenti anche come dire, dedicati alla digestione, quindi momenti particolarmente prosatissima, ma ha il suo colore naturale della pelle che le permette di essere sempre solare come il suo sorriso. E adesso, amici del pubblico, gli applausi magari sono sempre graditi, deve essere il indice di gradimento legato appunto alle ragazze che sono con noi. Per essa ci tiene a sottolineare studentessa universitaria, ha 20 anni ed è di Dolo e adesso pronta ad esibirsi su questa, l'applauso anche in questa circostanza non può assolutamente mancare, a 17 anni. Notate l'età di queste ragazze, età che sta però diciamo a mettere insieme anche certe considerazioni che sono ragazze, non pensate che magari un sorriso non possa darvi, che ne so, magari qualche punto in più, un po' di maggiore considerazione da parte del sorridete, dai, e voi amici del pubblico, sono ragazzi, dai, accogliamole con un bel applauso strepitoso, a rendere davvero strepitose tutte queste promozioni che riguardano ovviamente il carnevale, che vedrà protagonista domani e anche dopodomani la ragazza che questa sera uscirà con il contributo del pubblico a renderla tranquilla, a renderla felice, come giusto che sia una ragazza della sua età. Signore e signori, a chiudere Claudia Pinto avrà il suo buon da fare questa sera, appunto a scegliere la nuova Miss Carnevale Veneto, le cui insegne scorreranno alla giuria. Mi pare doveroso, quindi amici del pubblico sappiate che se qualcosa non funziona questa sera la colpa è di questi signori che sto per nominarvi finalmente: Graziano Minali, Federico Pauletto, Luca Cadavuro, Armando Dalbenne, Katia Battistella, Walter Carnieletto, Carla Fizzolo, Walter Nadalon e Nino Carrello. Ebbene, sono questi gli amici che stasera avranno l'arduo, difficile compito di scegliere per questa bellissima settembre Esolo, e poi naturalmente questa sera verranno assegnati anche altri titoli e accessori che comunque daranno la possibilità per proseguire con il concorso di Miss Mondo Italia. Signore, Salone Junior Fashion si trova a Gessano con noi Giulia, Jessica e Carla, che sono in la tua. Prego, dai. Paolo, un po' di musica, dai, lo vogliamo dire, signore, voi siete, la dovreste vivere questa
e di Quarto D'Archino. A 21 anni e questa sera ha conseguito il titolo di Miss Sugar. A premiarla Federico Pauletto, rappresentante del Carnevale, nonché più giovane consigliere dell'associazione. Sugar. Benissimo. Eccolo qua, vorrei che, benissimo, direi che questo, no, volendo, tu sei, ne sta approfittando, dai, ecco, mi pare giusto, benissimo, dai. Elisa Perini, studentessa di Chioggia, 17enne, è la nostra spoker, quindi attraverso le sue caratteristiche può benissimo vantare questo titolo. Ebbene, a premiarla Armando Dalbene, responsabile della sfilata. Signor Armando, prego. Ed eccoci qua, mi raccomando. Ecco, si metta magari un pochino dietro, che così c'è la possibilità di poter essere fotografato e di poter appunto apparire. Signore e signori, di Talent Girl, Ioanna Ionita, studentessa 21enne di Oderzo. Un bel sorriso, un'espressione che si avvicina appunto al ruolo di Talent Girl, quindi di ragazza talentuosa, e a premiarla abbiamo, giustamente, perché questa sera questa è una famiglia virtuosa, abbiamo con noi questa sera, c'è stato un piccolo cambiamento, è il signor Massimo Caretta. Signor Massimo Caretta, ecco, genitore di Benedetta. Ecco, si metta invece, signor Massimo, ecco, così, in maniera tale da poter essere anche lei giustamente preparato. E signori, un premio che la vuole, perché hanno detto ha un viso splendido, lei merita questo premio, un viso splendido con 1,75 m di autentica bellezza. Signore e signori, Beatrice Trabuio, eletta Cover Girl. Cover Girl, Beatrice Trabuio. A premiarla, giungere alla fascia, il presidente del Carnevale, signor Nando Celoni. E beh, insomma, anche lui sa che ci sono buone prospettive per poter crescere, come ha saputo far crescere il Carnevale Cilense, e tutto questo sta a significare che l'applauso glielo possiamo benissimo. La palma delle più belle gambe è stata conquistata da Claudia Pinton, studentessa di Villafranca Padovana. Ospita a gambe chilometriche, quindi credo che qua non ci sia assolutamente tema di smentita. Gambe in primo piano. Per la fascia provvederà il vicepresidente dell'associazione Carnevale, Mino Carrè. Prego, Mino. Signore e signori, la classifica sta diventando caliente. Dina Serafin, 17 anni, di Tessera, studentessa. A porre la fascia il vice sindaco Graziano Vidali. Prego, vice sindaco, guardate che maestria, guardate con quanta capacità, vero? Signore e signori, ebbene,
la nuova Miss Carnevale Veneto, verrà premiata con un collier dall'orafo Manuele Camerotto, che vorrei venisse applaudito. Eccolo, emblematica e trasparente espressione artistica. Questa ragazza insomma verrà incoronata, e quindi a incoronarla, a far calare sul capo di questa ragazza la coroncina che è stata sua per un anno. Ebbene, con noi Vanessa Zanardo. Il titolo di Miss Carnevale Veneto per Miss Antenna 3 e quindi per Miss Mondo Italia, Roberta Moretto. Il sindaco Massimo Meraldo. Bravo Mauro, questa musica di ispirazione veneziana ci rende particolarmente felici. La fascia, sindaco, consultarvi le ragazze che in questa occasione non hanno conseguito la fascia, ma la potranno certamente conseguire. Ecco, grazie. Ve lo presento. Rodica Daniela, prego. Poi basta arrivare qua, Rodica. Puoi benissimo rientrare, grazie. Stella Murat, un bel applauso. Chiara Tito. Benedetta Mazzo. Bene, anche per le altre ragazze naturalmente, quindi per Giorgia Vianello, i fiori, mancano i fiori, ci sono più. Giorgia, fatti avanti, la nostra Miss uscente. Ah, ecco qua la nostra banda, ecco la nostra banda. A Valentina Serafin che ha conquistato il secondo posto, mi pare giusto. Riuscite a stringervi un po', scusate?